Ciao, sono Cristina, benvenuti al Cat Café, sono la titolare di questo bar caratterizzato dalla presenza di gatti da coccolare. Questa idea è nata dalla mia passione per i gatti e dalla mia passione per il Giappone, dove i gatti vengono venerati e hanno creato questi luoghi dove poter passare una serata piacevole coccolando questi splendidi animali. Principalmente mi occupo assieme alla mia collega Virginia delle preparazioni di caffetteria, colazioni, tè e cioccolate calde. Ho deciso di iscrivermi a Garanzia Giovani, prima per seguire un corso, dopodiché ho scoperto questo percorso di Garanzia Giovani legato all'autoimprenditorialità, quindi alla possibilità di creare un'impresa propria. Ho seguito questo percorso che mi ha portato a creare un business plan di questa impresa che poi alla fine mi ha portato a ricevere il microcredito regionale della Sfirs. Una volta che hanno approvato il mio business plan, il mio progetto, che è stato apprezzato tantissimo, ho usufruito di questo microcredito che mi ha portato poi alla creazione di questa impresa con tante difficoltà, perché ovviamente i sogni non sono mai facili da realizzare. Ho passato circa 9 mesi alla ricerca del locale per tutta Cagliari, non lo trovavo, e in parte perché gli affitti, diciamo, al centro di Cagliari sono un po' troppo cari per una ragazza che sta iniziando un'attività dal niente, non era pensabile. E quindi dopo mesi e mesi ho trovato questo e appena entrati, io con mia mamma che mi aiuta appunto nel progetto e anche qui al locale, ci ha subito ispirato e quindi abbiamo scelto questo locale qui a Villanova, che è anche un quartiere tranquillo, da riscoprire a piedi, si viene qua appunto per trovare il Cat Café. Non ci aspettavamo tutto questo successo da subito, soprattutto appena creata la pagina Facebook abbiamo avuto un sacco di like, subito un grande successo, ci sono venuti a trovare un sacco di persone già dalla prima settimana, il giorno dell'inaugurazione c'era un pienone assurdo, abbiamo già riscontrato qualche cliente abituale che viene soprattutto a trovare i gatti a cui si sta già affezionando. Abbiamo selezionato questi 4 gatti trovatelli perché hanno un carattere molto socievole, hanno avuto storie un po' tristi. Iris e Hope sono 2 sorelline e sono state abbandonate quando avevano ancora un giorno di vita e stavano per morire di ipotermia. E Carlotta, che è la mia preferita, è l'unica sopravvissuta all'avvelenamento in un condominio, non ricordo bene dove. Oliver è arrivato per caso, perché la nostra veterinaria di fiducia ci ha detto che avevano trovato questo gatto investito nella 131, è stato amore a prima vista, con questi occhioni azzurri ci ha conquistato. Per chi volesse come me realizzare la propria idea di impresa, la propria caffetteria, il proprio bar, consiglio soprattutto tanta pazienza, esperienza, formazione e soprattutto anche voglia di fare, perché comunque in un bar ci sono tante cose da fare, con tutto l'impegno che ci mettiamo noi nel rendere felici i clienti che vengono a trovarci, speriamo anche di riuscire a allargare la famiglia felina qui dentro. Ciao a tutti e buon lavoro!